Buongiorno cari amici, ho appena rifatto la live perché ero partito, ho parlato per 3 minuti, poi mi sono reso conto che non ero online, ma adesso ci siamo tutti, bene, ormai sapete che questo mercoledì, ogni mercoledì c'è il maledetto veneziano alle 18 con il Degada, adesso il Degada in questo momento non c'è, ma sapete benissimo che siamo qui con voi per le sibille interattive gratuite. Vi ricordo anche che la nostra Hilde la potete trovare, se fate le domande io non ci sono, alle 21:15 di lunedì e venerdì. Noi ci siamo sempre su questa piattaforma. E vi ricordo che se volete un consulto, chiaramente il numero di telefono è quello che scorre sotto per il maledetto veneziano e sopra per il decano. Poi vi ricordo che se volete fare la domanda, nome e data di nascita è sempre presenti, non è che mettete la domanda e poi ve ne date, perché ci siamo resi conto che ci sono persone che rifanno la domanda perché la mettono e poi se ne vanno belli baldanzosi. Noi poi rispondiamo e poi vengono a volta dopo, la rifanno perché chiaramente non avevano ascoltato la prima risposta. Bene, cari amici, adesso parliamo un po' di cosa offriamo anche come servizi anche gratuiti. Vi ricordo che dal 2015 il Delegano Maretto Veneziano hanno fondato questo sito, il sito del capitano. Nel sito ci sono più di 20 ebook di radionica radiestesia con tantissimi circuiti, ne hanno scaricati qualcosa come 175.000 in ogni parte del globo, parte del Polo Nord, e quindi qualcosa vorrà dire. Ci sono circuiti radionici, radionica, radiestesia, chiriologia, magia e cabala, e quindi per chi vuole iniziare c'è anche questo qui ad esempio è chirurgia, letture della mano, per chi in questo periodo magari si è fatto la terza iniezione, oppure sente arrivare la guerra, se vuoi stare tranquillo basta che prenda la linea della vita e si fa una controllatina di mano. Poi ritorniamo nel nostro sito, il nostro sito Gagliardo. Vi ricordo che appunto il nostro sito, che ormai per chi vuole studiare la radionica radiestesia è un punto di riferimento, ma il Degano Maledetto Veneziano in questo sito offrono anche dei pregiati prodotti esoterici che insomma sono un po' famosi, diciamola così, no? E vediamo che ad esempio uno dei cavalli di battaglia che è stato in un certo senso forgiato, creato, ideato da Hildegard Maledetto Veneziano è l'albero sefirotico amuleto e talismano. È molto potente, ha 8-9 programmazioni e chiaramente lavora anche se uno non ci crede, cioè basta comprarlo ed è programmato a persona, cioè praticamente è collegato alla scena energetica della persona. Costa 150 euro più 10 euro di spedizione, può essere anche programmato. Quindi per chi, come si suol dire, per chi è interessato sa che se va nel sito ci contatta può acquistarlo. Poi abbiamo anche altri prodotti importanti, perché vedete ci sono tante persone che fanno o pensano, insomma, perpetuano le stesse cose tutti i santi giorni. E il problema è che ci vuole una mossa, ci vuole una smossa, ci vuole qualcosa che muova questo circolo vizioso che si è creato. E una parte di queste cose che si può agire sono i sigilli di Salomone, sono 44 e praticamente coprono, chiudono il buco astrale che si ha quando si nasce. Ad esempio, se una persona è nata sotto i flussi astrali negativi, ad esempio per l'amore, per il lavoro, per il benessere, per l'autostima, per quanto, si cerca il sigillo che meglio serve e si attiva. Chiaramente questo sigillo è fatto su misura, non è che si può comprare un sigillo a casaccio. Certo, uno può andare nel sito, sceglierselo perché vede le qualità, però sarebbe sempre meglio fare un'analisi, un'indagine radiostisica per vedere qual è il sigillo più attinente, più vicino ai propri bisogni della persona. Quindi questi qui sono 44, sono i sigilli di Salomone, sono importantissimi. Poi con i periodi che stanno arrivando
abbiamo approfondito e abbiamo aperto una palette di nuovi sigilli, quelli di Mosè, perché sapete che ormai la guerra, non dico che è alle porte, ma insomma siamo su una sedia un pochettino traballante, e quindi per quelle persone che sono decise a restare anche quando ci saranno questi avvenimenti che il Marietto veneziano predicava già dal 2012, spiegava, o 2010 anche, spiegava che l'Ossetto avrebbe attaccato l'Europa e ci sarebbero state delle problematiche importanti. E quindi Mosè, che non era solo un profeta, non era solo un mago, ma era anche un generale, no? Aveva creato 3000 anni prima di Mosè dei sigilli molto importanti che proteggono in vari campi. Questi qui sono sigilli molto più potenti, sono sigilli che servono soprattutto in alcuni casi chiaramente a proteggere le cose materiali, ad esempio questo sigillo che protegge non solo le case ma anche tutto ciò che è intorno. Quindi per quelle persone che non vogliono scappare ma vogliono rimanere quando arriverà l'orsetto, ecco, questi sigilli sono importanti, costano 250 euro ed è un prezzo adeguato. Poi al venerdì sera, per quelle persone che sapete che hanno delle problematiche di base, il legale marietto veneziano si attivano con le pulizie radioniche e radiestetiche, mentre martedì continuiamo con le nostre pulizie per il protocollo energetico dei vaccini affini, perché sapete che ci sono persone che nel loro campo eterico sono state toccate da questi vaccini o da queste situazioni difficili, e il decano marietto veneziano offrono questo servizio di pulizia eterica per i vaccini. Questo il martedì. Invece ogni venerdì sera, finito le sibille interattive, il decano marietto veneziano si mettono a fare le pulizie. Poi ci sono i casi in cui le pulizie sono state fatte, ma ad esempio sul lavoro sentimentale, sul lavoro proprio, o sul benessere, sull'abbondanza, sull'autostima e quant'altro, allora si possono studiare dei riti propiziatori, ad esempio per avvicinare una persona, per allontanarla. Insomma, qui è un campo grandissimo. Il legale marietto veneziano sanno dove mettere le mani e offrono questi servizi. Questi servizi sono molto importanti per quelle persone che continuano a vedere la loro vita circolare, no? Che non cambia mai niente e si domandano come mai, no? E allora alcune volte bisogna dare una mossa, una scossa, e certamente non fanno miracoli, ma come dice sempre il Marietto, quando i buoi dalla stalla sono scappati, il lavoro diventa 10 volte più difficile, e invece quando si lavora già la materia, che la stalla è chiusa, coperta, le vacche sono dentro, è molto più facile. Quindi sono dei riti che teoricamente bisognerebbe fare subito quando si sta bene, però generalmente anche quando purtroppo la situazione è un po' degradata. E quindi anche questi riti di alta magia operativa il decano marietto veneziano li propongono. E poi sapete che noi abbiamo, appunto, questo è un rito del sigillo di Mosè per attivarlo, consacrarlo e quant'altro. Voi sapete che se volete un consulto del vostro marietto basta fare questo numero di telefono, 20 euro, 45 minuti. Benissimo, vediamo un po' se c'è qualche domandina. Mi raccomando, non sempre le stesse domandine, non le stesse domandine, che abbia un senso, che in un certo senso abbia corposità la domanda. Magari se fate la domandina, se lui torna, bisogna sapere se avete figli, non avete figli, se siete single, non siete single, e via dicendo, capite? Cioè bisogna arricchire. Poi se avete già avuto una risposta 3-4 mesi fa, se vedete che la cosa non cambia, dovete o attivarvi con dei circuiti radionici gratuiti, oppure è chiaro che ci vuole una piccola scossa. Una piccola scossa, dovete capire che o si fa con i riti propiziatori o con dei sigilli e quant'altro, perché dai pranzi gratuiti in questo mondo non ce ne sono.
Benissimo. E allora partiamo con le risposte alle nostre amicizie. Vediamo le nostre amicizie e vediamo un po' se c'è qualche domandina interessante. Vediamo un po', scusate un attimino, vi ricordo comunque, se non rispondo io, 21:15 Hildegarda. Allora, vediamo un po' che c'è la nostra Jenny, Giovanna del 68 e Carlo 81. Ci sarà un ritorno e come si dice? Jenny, no? Che è Giovanna, io e Carlo siamo single e senza figli. Vediamo un po'. La nostra Giovanna non ha figli del 68 e anche il Carlo. Vediamo un po' le Sibille cosa ci dicono di di questo signor Carlo. Vediamo se torna oppure come si suol dire, non c'è. Vediamo un po'. Giovanna del 17/1/68 e Carlo. Ci sarà un ritorno? Sibille, ditemi com'è la situazione fra Giovanna e Carlo. Allora, vedo che il Carlo, vedo che il Carlo un po' sbircia, vedi, spia, non so, non è tanto un amicone il Carlo e ha degli interessi nei tuoi confronti, vede che c'è qualità, vede che hai delle competenze, delle conoscenze, vede che c'è qualcosa di importante in te. Lui però ti spia di nascosto o sui social, insomma ti guarda con un certo interesse il nostro capo. Vediamo un po', le Sibille, andiamo avanti. Cosa fa questo Carlo? Giovanna? Qua il nostro Carlo, se c'è un ritorno. Allora, Giovanna, qui la situazione è un pochettino impegnativa perché vedo che il Carlo, cioè io vedo una persona che non è il Carlo nel passato, che ti voleva bene, e c'è stata una problematica. Poi non so, qui nel passato c'è qualcosa che non va, c'è stato un cambiamento, sembra quasi che una persona più grande di voi sia intervenuta per mettere a posto le cose tramite un cambiamento. Poi vedo una donna maritata potrebbe essere magari la madre, potrebbe essere qualcuna che ha interferito e vedo tu che nel presente l'hai visto andare via, vedi? Sei molto malinconica perché lui è andato via, insomma quasi un funerale e anche lui, vedi, questa Sibilla è molto importante perché vedo che lui è un po' amareggiato, ha dei rimorsi. Forse questo allontanamento del Carlo è dovuto a un'amica, vedi che qui c'è l'amica. Quindi nella linea presente, Jenny, Giovanna, la situazione non è facile per te. Vedo che ti manca, vedo che c'è qualcosa che insomma è pesante la situazione. Hai visto andare via, e anche lui non è che fa salti di gioia, non è che in un certo senso è felice, vedo che ha delle problematiche anche lui. Per il futuro, Giovanna, qua è andato via, ma qui vedo che c'è una nemica. Qui c'è, non so se poi questa donna con dei figli, ma io vedo, Giovanna, che se lui è andato via è perché c'è stata, qui vedi, la nemica è sempre una carta difficile cioè è facile da interpretare, ma è difficile da capire chi è, perché vedo che la causa per cui lui è andato via è la causa di un'altra donna, di una donna che molto probabilmente già attaccato più di una volta, di nascosto, vedi, disgrazia. Tu, Giovanna, sei una donna forte, vedi, sei una donna con carattere, insomma, con qualità costante, però vedi, vi ha attaccato una donna, vi ha portato qualcosa che è negativo, molto negativo. Quindi il futuro ancora, quindi nei prossimi tempi, la tua tristezza sarà anche dovuta al fatto, e la causa soprattutto, che vediamo una donna che no, non va, questa donna qua è stata veramente cattiva. Poi andando avanti nel futuro ancora vediamo che c'è un ritorno, c'è un possibile ritorno e vedo che lui lavora per tornare, vedi? C'è il ritorno, la vecchia signora,
lui che lavora, è un po' orgoglioso e c'è questo ritorno, però Jenny, attenzione perché non è un ritorno col tappeto rosso, è un ritorno un po' impegnativo perché vedi, sarà un ritorno in cui lui si vorrà divertire, allegrezza di cuore, cosa sta a indicare? Che avrà più flirt, magari poi non combina niente. E vedo che tu sei forte, speranzosa, però ti dirà un sacco di bugie e piangerai. Quindi la domanda, c'è un ritorno? Molto probabilmente sì, ma non è un ritorno solido, corposo, non è un ritorno in cui tu puoi pensare di costruire qualcosa di importante, è più una situazione in cui lui torna per divertirsi, tu sei forte perché lui torna perché tu sei forte, sei una persona che gli dai fiducia, speranza, corposità, però lui ti dirà un sacco di bugie e tu piangerai e la colpa, no? È dovuta molto probabilmente qua nel passato a questa donna qui che e vi attaccherà ancora in futuro, non ve ne accorgerete e quindi la situazione diventa difficile. Quindi la domanda è: ci sarà un ritorno? Beh, il ritorno c'è, no? Molto probabilmente, non subito, perché vedo che lo costruirai tu il ritorno con la costanza, però vedo che gli manca quella spinta per creare qualcosa di positivo e più che altro un ritorno dovuto a un fatto che lui vuole, come si suol dire, divertirsi, flirtare, perché vede che sei forte, però ti dirà bugie e poi vedi dispiaceri. Quindi diciamo che il santo, no? Sembra che le sibille ci dicono che il santo non valga le candela, c'è qualcosa che è sobillato da altre donne, qualcosa del genere. E vedo che nella linea presente tu soffri perché è quasi un funerale il fatto che lui sia andato via. Quindi il consiglio Marietto: o attivi dei sistemi per rafforzare questo ritorno in modo che lui possa essere meno manipolabile appunto da questa situazione, no? Vedi? Oppure è una situazione che almeno entro un anno non avrà sicuramente l'impatto che tu vorresti avere o desideri, no? È una cosa che lui lo farà tanto per divertirsi, ma al santo non vale la candela. Bene, cari amici, vediamo se c'è qualche altra domandina. Vediamo un po'. Allora, abbiamo qui un'amicizia. Simona, ci sei? Vediamo un po' se la Simona c'è oppure ha buttato la domanda e se n'è andata. Diamogli il tempo di rispondere. Vediamo un po' la nostra Simona se c'è e se no, vediamo un po'. No, mi sembra che la Simona non c'è. Vediamo un po', aspettiamo ancora un pedino per la Simona. No, la Simona non c'è. Un pochettino. Ah, la Simona dice che c'è. Allora, Simona, vediamo un po' la situazione, perché prima di tutto devi dirmi in che zona vorresti comprare la casa? Allora, in che zona vorresti comprare la casa, cioè il paese, la città, voglio dire, vorrei sapere, sì, ho capito che ci sei, però vorrei sapere in che zona vorresti comprare la casa. Poi una cosa importante, una casa o un appartamento? Perché deve essere precisa la domanda, non è che si può fare una domanda, perché sennò le risposte sono un pochettino e dopo va a finire che le rifà. Allora, un appartamento, una casa, in che paese? Vediamo un po'. A Vigliana. Vuoi prendere una casa o un appartamento? Poi è importante dire se si è single o in compagnia di comprare questa casa qua, perché così, perché se esce il gran signore potrebbe essere il papà oppure il marito. Vediamo un po' se
la Simona del 79 dà delle indicazioni, perché comprare una casa che mi piace entro quando, grazie, vediamo un po', vediamo cosa ci dice. Ho un appartamento, ho una casa, bene. Comunque la casa la vuoi comprare tu o con altre persone, cioè voglio dire con il marito, il compagno, così che vediamo un po' le sibille cosa ci dicono. Comunque partiamo per la nostra Simona che vuole comprare la casa da Vigliana. Ah, da sola, ecco, vedete, così è un po' più chiara la cosa, perché sennò si capisce che caspita di casa, cioè lei da sola vuole comprare un appartamento e una casa che gli piace. Vediamo un po' cosa ci dicono le sibille per la nostra Simo. Beh, Simo, stai aspettando un colpo di fortuna, eh? Qua la cosa, Simo, è chiara, tu stai aspettando un colpo di fortuna. Vedi, sei in grande trepidazione e sembra che il colpo di fortuna è lì che ti guarda, è lì che fondamentalmente c'è. Potrebbe esserci, ma bisogna magari aiutarlo. Vediamo un po' adesso cosa ci dicono le sibille per il budget della Simo. Vedo che la sogni la casa, la sogni, no? Simo, la casa, perché capite che... Allora, guardiamo un po' in dettaglio. Esatto, sì, la Simo dice esatto. Bene, vediamo un po' la situazione della nostra Simo, che vuole comprare un appartamento da sola nel suo a Vigliana e vediamo un po'. Beh, nel passato hai avuto dei rimpianti, vedi, rimpianti. Hai parlato, ti sei interessata? Ti sei interessata ed eri molto motivata per alcune volte, vedo. Però sembrava quasi che fosse qualcosa che fosse vicino, oppure tu eri in un certo senso indecisa, ma eri fiduciosa che qualcosa andasse in posto. Però c'è un però, e hai lavorato molto, vedi qua, vediamo un po' se si vede bene. Però c'è stato, vedi qua, qualcuno che ti ha impedito di fare il passo giusto, molto probabilmente anche di nascosto, molto probabilmente ha voluto impedirti di fare la cosa giusta. E poi c'è stato, non so se un venditore o qualcuno che ti ha adesso tutto al contrario di tutto. Quindi nella linea presente io vedo più spine che petali, vedo più spine che rose, vedo più problemi che riuscita, vedi? No, nella linea presente non vedo aiuti, no? Vedo più che altro persone che ti dicono il contrario di tutto, una donna che vuole frenare la tua volontà di costruirti questa casa, anzi ti ha anche attaccato. Nella linea futuro vediamo che la casa c'è, la speri e forse un'amica ti vuole dare una mano, però attenzione che ci sono delle insidie, vedo, non vedi, vedi? Ci sono delle insidie qua, vedi? La falsità. E sembra che tu ci metti tutto l'amore per cercare questa casa buona, però vedi, l'ha ammalato. Quindi sembra quasi che nella linea presente assolutamente no, c'è un grande hai troppa gente che frena per la tua casa. Nel futuro la casa dei tuoi sogni sembra arrivare anche con l'aiuto di un'amica, però troppe bugie, l'amore per questa casa poi ti farà sicuramente del male, vedi l'ammalato. Quindi diciamo che nei prossimi mesi io non vedo qualcosa di sbalorditivo per questa casa, anzi vedo più problemi, gente che dice tutto contrario di tutto, bugie, tu che praticamente ti scoraggi e no, non c'è ancora la casa giusta per te. Ma vediamo il finale dovrebbe dirci come va. Vedo che entrerà in scena un gran signore che ti aiuterà con forza e vigore
e cercherà di raddrizzare questa problematica e tu resterai un po' innamorato di una casa, però non fai ancora gol, non c'è ancora il risultato sicuro che diciamo puoi portare a casa. Quindi dal mio punto di vista per il momento ci sono ancora troppe spine e pochi petali, non vedo un risultato sicuro proprio perché nella linea presente c'è una donna che ti sta frenando in tutti i modi nascosto. Poi troverai uno che non so se è un venditore che ti dirà tutto contro tutto. Nel futuro sì, la casa dei sogni sembra che la incontri con l'aiuto di un'amica, però bugie, magari ci sono delle problematiche a livello di abusi edilizi, tu sarai innamorata, però resterai male. Poi vedi entrare in scena un uomo che cercherà di aiutarti e di mettere a posto queste problematiche e tu sarai ancora, vedi Simone, innamorata di quella casa lì. Però io non vedo che entro un anno c'entri un obiettivo dei tuoi sogni. 6 mesi, un anno, quindi anche lì devi o fare qualcosa o se no, capisci, dal cielo non viene giù niente gratis. Bisogna muoversi nella direzione giusta e chiaramente poi, perché ci sono troppe variabili negative. Vedi, tu hai una donna che frena contro, quindi qualsiasi cosa che tu faccia, la casa c'è qualcuno che ti vuole impedire di acquistarla e poi c'è un uomo anche che ti dirà, magari il venditore o un venditore ti dirà tutto contro di tutto. Una casa dei tuoi sogni la incontrerai, ma poi vedi bugie, scoprirai qualcosa di quella casa che non ti piace. Quindi Simona, io non vedo che a Vigliana per il momento ci sia qualcosa che ti darà quel, come si dice, quella cosa in più che speravi e quelle cose che vedrai alla fine si risolveranno in qualcosa di estremamente deludente. Bene, intanto salutiamo la nostra Milena. Ciao Milena, grazie di aver salutato. Ah, ecco, sto aspettando la donazione dei miei genitori. Esatto, ci sono dei freni per queste donazioni, molto probabilmente. Capisci, Simona? Ci sono dei freni, gente che dice tutto contro il tutto e molto probabilmente questa amica che ti voleva dare una donazione ai tuoi amici, poi magari c'è qualcosina che... Quindi mettiti il cuore in pace che troverai sicuramente una casa interessante, però stai attento a quello che ti promettono, perché le Sibille mi hanno fatto capire che non è tutto oro quello che luce. Bene, cari amici, io vi ringrazio di essere stati con me, vi ricordo 21:15 il De Garda, come si suol dire, vi metto la mascherina, 21:15 a nostra il De Garda, per, come si suol dire, le prossime live e sapete benissimo venerdì e lunedì noi siamo sempre con voi, io sarò in regia in quel momento lì, se volete un consulto con la nostra Ildegarda sapete questo numero. Bene, vi ringrazio, la nostra Simona ci ringrazia, quindi Simona mettiti il cuore in pace, sicuramente la donazione arriverà, ma ci saranno delle problematiche per questo caso. Bene, cari amici, come al solito vi aspetto mercoledì prossimo e venerdì con il decano. Grazie e come al solito